Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio di martedì a San Donà di Piave, i militari della locale stazione Carabinieri hanno arrestato un 42enne italiano, nativo del trevigiano Madani, residente nel San Donatese, gravato da pregiudizi penali e di polizia in esecuzione di ordine di esecuzione per l'espiazione di una pena detentiva. All'uomo è stato notificato il provvedimento detentivo a seguito di 3 distinte condanne, divenute definitive per la pena complessiva della durata di 5 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate commessi nell'aprile del 2009 a Ponte di Piave, di maltrattamenti contro familiari o conviventi commessi nel 2017 nel Milanese e di truffa commessa nel Torinese nel giugno del 2019. L'uomo è stato quindi portato nella casa circondariale di Venezia, Santa Maria Maggiore, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri intorno alle 20:45 per soccorrere un uomo finito in un canale a Favaro Veneto, nel comune di Venezia. A recuperare e portare in zona sicura l'uomo in stato di ipotermia ci hanno pensato i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto insieme a una squadra del comando di Mestre. Sul posto anche la polizia locale. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 22:45. Ci sono volute circa 12 ore per portare a termine la procedura avviata a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri nel centro di Portogruaro. Un lavoro intenso conclusosi con l'allontanamento di uno straniero irregolare sul territorio italiano. Nel corso della mattinata di ieri, una pattuglia della locale stazione dell'Arma ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino. Il successivo controllo dei documenti ha consentito di accertare che il soggetto, un 29enne di nazionalità marocchina, non solo era aggravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, ma era altresì non in regola con i documenti di soggiorno in Italia e non ottemperante all'origine di lasciare il territorio italiano emesso dalla questura di Catanzaro nell'aprile 2023. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno portato l'uomo al centro di permanenza e rimpatrio di Milano per il successivo rientro al paese di origine. Ci spostiamo a Jesolo. La Corte d'Appello di Venezia si è espressa nei giorni scorsi sull'occupazione dell'area parcheggio di Via Levantina, riconoscendo illegittima l'occupazione esercitata dal comune di Jesolo tra il 1983 al 1997. Ciò che oggi emerge in seguito a una corretta e integrale lettura della sentenza, fa sapere l'amministrazione comunale di Jesolo in una nota ufficiale, è che i valori già versati e attualizzati sono ampiamente superiori a quelli versati 17 anni fa dal Comune alla società e in conseguenza di ciò è chiamata a rifondere parte di quanto ricevuto e null'altro a pretendere. Analogo ragionamento per le spese legali che sono state suddivise in parti uguali fra le parti sostanzialmente già versate dal Comune nei precedenti provvedimenti. Sostenere che oggi, afferma la nota, il comune di Jesolo debba risarcire la società Villa Elena per 400.000 euro risulta dunque non solo errato ma anche disorientante di fronte all'opinione pubblica. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.